tranquillo Flavio. Lui si agita un po' perché prima non gli davamo le draghe e gli escavatori e lui poi patisce un po' queste serate qua perché sente un po' il peso della responsabilità di essere uno dei protagonisti del film. Non ci sono tutti, manca Giampiero e manca Christian. Christian è diventato papà da pochissimo per la seconda volta e ha tutta una storia particolare perché la moglie, che sarebbe anche parente con Carlo perché è sua nuora, ha partorito in casa a baracco, ma non voleva, non doveva essere così, ma è andata così. Voleva fare come una volta. Voleva fare come una volta. Mica solo i boscaioli. E poi manca Giampiero che era ed è, perché continua a fare del bricolage, l'ingegnere del gruppo, che è quello che insieme poi a tutti ci ha dato modo di fare quella splendida ripresa tipo il camera car della Formula 1 appesi alla fune giù fino in fondo con il fascio di legna. E questi sono quelli che avete visto nel film. Flavio, che è famoso oramai per lamentarsi perché non c'è l'escavatore, e che nella vita fa il panettiere, non sono mica boscaioli di professione, almeno non tutti boscaioli di professione. E poi c'è Franco, che è quello che aveva indovinato la sciolina alla slitta, che è quello che scende giù, diciamo, più deciso. Poi c'è Carlo e laggiù in fondo Gianni, che sono quelli che hanno un po' preso il posto, è una parola grossa, ma ci siamo capiti, preso in mano la situazione dopo che ci ha lasciati Barbanino per andare a tagliare, a usare l'accetta in qualche altro posto. E poi lì abbiamo Paolo, che è quello che nella vita insieme a Carlo hanno più il mestiere nelle mani, insomma. Paolo non lavora più l'accetta da un po' perché preferisce la motosega. Dopo vi spiego anche un aneddoto di lui che usa la motosega. E poi c'è Riccardo, che, come dicevamo già ieri sera, per noi questa è una replica, ma ci piace che sia stata una replica del genere, perché finalmente tutti hanno potuto vedere il film, i protagonisti del film, e fare quattro chiacchiere con noi, tutti dal vivo e non sparsi in sala.